La presentazione dell'ultima fatica letteraria titolata L'Assillo dello scrittore e saggista Stefano Milioto, presidente del Centro Studi Pirandelliani di Agrigento ed intimo amico del professor Enzo Lauretta, assieme ad una mostra dedicata a Luigi Pirandello, ha dato il via alle iniziative promosse in occasione delle celebrazioni degli 80 anni del Nobel a Luigi Pirandello. È sempre toccante questo ricordo di Enzo Lauretta, una persona che sappiamo per Agrigento cosa ha significato. Per me è un legame che non si potrà mai sciogliere perché è stato un amico, è stato, come dire, il padre spirituale per me. Oggi qui alla Biblioteca Museo, che è stato anche ricordato dal direttore, parliamo di questo incontro con me come autore, in quanto sul mio romanzo L'Assillo. L'evento, promosso dalla Biblioteca Museo Luigi Pirandello di Agrigento, si inquadra nell'ambito dell'iniziativa Incontro con l'autore, che ha coinvolto numerosi studenti delle scuole cittadine. Quest'anno, come tutti gli altri anni, la Biblioteca Museo Pirandello ha promosso una serie di iniziative per ricordare la duplice proprio ricorrenza, il 78esimo commemorazione della morte di Pirandello e l'80esimo anniversario del riconoscimento del Nobel al famoso drammaturgo agrigentino. E ricordiamo questi due eventi in maniera particolare in sinergia con altre istituzioni, il Comune di Porto Empedocle, il Comune di Agrigento, il Provveditorato agli Studi di Agrigento e il Distretto Turistico della Valle dei Templi, con una serie di iniziative che sono state già pensate e che oggi partono qua dalla Sala Tangheroni della Biblioteca Pirandello. Un incontro con l'autore, con Stefano Milioto, iniziato ed prosegue con una mostra permanente su manoscritti e su proprio stampe del periodo del 1934, testimonianza del riconoscimento del Nobel a Pirandello. Abbiamo giornali quotidiani da tutte le parti del mondo, dall'Argentina, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dalla Francia, che ricordano l'avvenimento, come delle lettere autografe. Ne cito una per esempio, Moravia, o anche il fratello Enzo, che ricordano l'evento. La mostra è arricchita da un particolare cimelio che ricorda Pirandello. Sì, il riconoscimento della pergamena che è stato dato a Pirandello nel 1934 dal re Gustavo, l'originale è custodito nella casa natale di Pirandello a Roma, in via Bosio. Qua ne abbiamo una copia, ma anche la stessa copia abbiamo ritenuto degnamente di metterla esposta per ricordare l'importante evento, insieme a, come le dicevo poc'anzi, una serie di cimeli particolari custoditi nel nostro fondo antico.